cinghiale del parco. tentato io. E allora, eccoci rientrati in studio, allora bisogna rintrodurre la caccia a Valdegamberi. È stata una posizione ideologica di cui dicevo prima stiamo pagando le conseguenze, cioè il parco significa mantenere l'equilibrio, perché la natura, vi abbiamo già detto, di per sé oggi di naturale non c'è niente, ci deve essere intervento dell'uomo, quindi il cinghiale va, per esempio dovrebbe essere permesso la caccia al cinghiale, dovrebbe essere trasformato all'interno del parco in un prodotto tipico del parco da consumare, per esempio. Lo sta facendo in Toscana, non è una novità questa. È stata una proposta e ci sono delle macellerie ma se oggi abbiamo delle posizioni ideologiche che ci dicono che non puoi entrare con una doppietta lì dentro, non puoi fare nulla, è chiaro che parliamo di fantasia. E quindi questo succede anche altrove, quindi non possiamo pensare che con i risarcimenti poi si risolve il problema. Io credo che ci vuole un buon senso, l'equilibrio delle cose, hanno diritto ad esserci i cinghiali, però hanno diritto ad esserci anche gli uomini che poi che coltivano la vite e hanno diritto poi di fare reddito, non semplicemente di perdere per anni e anni la produzione, cioè chiunque di noi ha, e quindi ci vuole la vita fatta di equilibrio, e questo equilibrio si è perso per una cosa, il prelievo selettivo il problema è che è insufficiente, il prelievo selettivo, io devo andare alla guardia parco insieme a 2 o 3 cacciatori, ma pensate che tutta una popolazione di 8.000 cinghiali riusciamo con il prelievo selettivo a ridurla? Questa va a diventare 30.000, invaderanno il Veneto, voglio dire, in questo sistema qua non si riesce, se non si fa un'azione di massa e diffusa, ormai è fatto di mano la situazione, con 4 guardie e un intervento quotidiano, io sono convinto che non si riesce a contenere il problema, perché non puoi con 2 o 3 capi al giorno, questi qua sono più quelli che nascono che quelli che riesci a battere, quindi è un ciclo che ormai sono troppi numeri, abbiamo popolazione di 8.000, 10.000, forse più cinghiali, ma ci rendiamo conto quanti sono, tu quanti ne ammazzi, quanti devi ammazzarne al giorno per riuscire a contenerla, nel frattempo fanno figli questi qua. Allora, dicevo prima della pubblicità, cerchiamo di capire un pochino di più che tipo di animali sono questi cinghiali. Abbiamo incontrato il professor Maurizio Ramanzin, un docente del Dipartimento di Agronomia Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell'Università di Padova. Gli abbiamo chiesto che tipo di animale è, che tipo di vita fa e che tipo di conseguenze anche può avere sull'ambiente. Sentiamo. Il cinghiale è innanzitutto un animale onnivoro, quindi ha un amplissimo spettro alimentare e che gli permette di adattarsi agli ambienti più vari. È una specie che ha una elevata capacità riproduttiva e le femmine a 1 anno possono partorire, i parti sono plurimi, quindi la capacità di crescita di questa specie è molto elevata e può raggiungere localmente numerosità anche molto, molto rilevanti, che le consentono poi di avere degli impatti sull'ambiente altrettanto rilevanti. Sono onnivori, quindi possono alimentarsi sulla vegetazione e sugli animali. Si alimentano scavando, quindi possono influire anche sulle dinamiche del suolo, sulla composizione del suolo, sulla biodiversità del suolo, e possono anche predare uccelli, nidi o animali che rimangono al suolo. Quindi gli impatti possono anche essere rilevanti, ma tutto dipende ovviamente da quanti sono e dalle caratteristiche di un'area. Ovviamente si alimentano anche sulle colture agricole. E la caccia, se guardiamo i dati di fatto, non è riuscita finora a contenere le popolazioni di cinghiale, perché evidentemente il prelievo nella normale attività venatoria non è stato sufficiente. Può essere incrementata, ma io credo che sia importante pensare a degli interventi di controllo, quindi sono degli interventi che possono essere fatti non solo con abbattimenti ma anche con altri metodi, che devono essere pianificati zona per zona e monitorati attentamente, verificandone l'efficacia, sia che si tratti di abbattimenti sia che si tratti di altri sistemi. Ecco, verificandone l'efficacia, nel senso che se togliamo 2.000 capi nel 2017 e vediamo che iniziano a scendere i danni piuttosto che, significa che può essere la strada da seguire. E il professor Ramanzini diceva anche il problema dell'ambiente, ad esempio sui colli uganei. C'è qualche specie che è scomparsa, questi qui mangiano fuori tutto, no? Massaro. Specie scomparse sicuramente sì, stanno scomparendo i passeri e i merli, non sono certo i cinghiali, ma sono magari le gazze, i corvi che stanno facendo sterminio già nei nidi degli uccellini che non si vedono più nei colli o si vedono
I cinghiali poi invece secondo me non va a influire tanto sulla predazione di altri capi, lui vive di uva, di mais, di culture agricole, sicuramente attaccherà anche qualche altro animale se si trova nelle situazioni, però non penso che il cinghiale perlomeno predi altri animali, però va a intervenire in quell'ecosistema che è un sistema sensibile poi, perché va a devastare completamente quelli che sono anche gli argini, le banchine delle coltivazioni. Lui scavando per cercare i tuberi, per cercare le patate, devasta tutto, quindi problemi anche idrogeologici che alla lunga avranno i loro effetti sul territorio, problemi importanti secondo me. Bene, allora adesso sentiamo un suo collega invece, l'opinione del sindaco di Monselice, Francesco Lunghi. Sentiamo qual è la sua opinione su come si debba intervenire, ascoltiamolo. Il problema è stato innescato dal problema cinghiali, quello va risolto, però il problema della tecnica di risoluzione è obiettivamente quello dei chiusini e dei telecontrollori, perché la tecnica della caccia aperta è una tecnica che è già stata provata in Toscana e in Liguria e non ha dato risoluzione dei problemi. Noi abbiamo richiesto un finanziamento fisso di 200.000 euro all'anno, come Monselice abbiamo chiesto una roba in più che non hanno chiesto gli altri comuni, abbiamo chiesto ulteriori 100.000 euro una tantum, perché secondo me devono aumentare il numero dei chiusini e devono coinvolgere anche dei privati dove hanno vigneti o cose del genere, mettere sul loro terreno dei chiusini, e quando loro hanno dei cinghiali dentro devono avvisare il Parco Colli, che deve avere però le attrezzature, quindi 2-3 camion frigo, cioè quindi non uno solo come adesso, per andare a recuperare questi cinghiali. In questa maniera, se si mettono molti chiusini, io credo che nell'arco di 1 o 2 anni si controlla, non si eliminano i cinghiali, ma si controlla sicuramente tutto il problema dei cinghiali. Antonini, il problema è economico, cioè 200.000 euro all'anno adesso sono stati stanziati, sono stati assunti altri 11 persone, sono sufficienti, Antonini? Beh, vedremo se sono sufficienti. Innanzitutto bisogna dare atto sicuramente alla Regione che almeno per la prima volta mette a disposizione 200.000 euro per 3 anni al Parco Colli per risolvere la questione. Penso che 200.000 euro siano insufficienti, penso anche che però, mentre prima non si è fatto niente, oggi si sta facendo qualcosa. I 70 selle controllori più gli 11 cacciatori, diciamo, selezionati per i cinghiali, più 2 camion, probabilmente anche il terzo camion frigo, perché anche quello è un altro elemento importante nel momento in cui viene catturato il cinghiale per il prelievo. Penso che siano i punti importanti per il contenimento dei cinghiali. Ovviamente dovremo valutare a fine del 2017 se sono state fatte effettivamente le catture che si sono prospettate, quindi 2.000 catture nel 2017 rispetto agli anni precedenti. Certo. Sì, però questa è l'assurdità, che noi facciamo l'ambiente, vogliamo essere ambientalisti, poi prendiamo i soldi pubblici dei cittadini, anche di quelli che, per andare a riparare i danni che abbiamo creato. Cioè, è questo il modo di fare l'ambiente. Cioè, una cosa assurda, ci sono poche insufficienti di risorse, sono risorse sprecate, ma sa quanta gente di forestali, di gente che lavora, gente che spreca, quanto denaro sprechiamo per andare a risolvere un problema che noi abbiamo creato, che una certa cultura, falsa cultura ambientalista ha creato. Io lo metterei a carico di qualcuno che è portatore di questa cultura, qualcuno che manda anche i messaggi qui, dovrebbe fare una tassa, dire guardate, i danni li eserciamo noi. Però ci vuole un po' di buonsenso, ci vuole un equilibrio, non possiamo creare il problema e poi dire prima non si poteva fare nulla perché guai chi lo toccava il cinghiale, non si poteva sparare nel parco perché siamo nel parco, solo caccia e selezione minimale. A Gamberi comunque c'è il fenomeno del bracconaggio. Ma se vuoi il bracconaggio, guarda quanti sono i cinghiali, se magari ci fosse bracconaggio, non saremmo questi numeri qua. Voglio dire, e adesso arriviamo a dire che dobbiamo spendere centinaia di migliaia di soldi pubblici quando abbiamo altri bisogni per eliminare i problemi che abbiamo creato. Ma questo sarà mica ambiente, questo è ambientalismo, questo sarà tutela dell'ambiente, questo è essere cretini, completamente cretini, sbagliare completamente politiche. Se il parco porta questo, che senso ha? E questo è il risultato del parco, dello sviluppo, della valorizzazione del territorio, aprire il portafoglio di tutti per pagare i danni. Ma io vorrei chiedere però alla Regione, visto che negli anni precedenti voglio dire, il problema dei cinghiali c'era,
Cosa ha fatto negli anni precedenti? Certo, io avevo fatto un disegno di legge insieme a un consiglio regionale, ma con fatica, scusami, cosa abbiamo fatto? Finché in consiglio regionale ci sono persone che difendono i cinghiali, e magari anche amici tuoi, perché anche questa volta io so quante battaglie abbiamo fatto sui cinghiali, abbiamo fatto la proposta di togliere il parco come non si era parlato. Adesso io non so io ti posso dire che non so in consiglio regionale per abbattere le nutrie abbiamo discusso giornate per una legge contro le nutrie. Io non so quali intenda siano i amici miei. Non so, dico che non potete dare sempre colpa alla politica, è una cultura. La politica deve farsi carico dei problemi che ci sono. Allora io chiedo alla regione, dove lei era consigliere regionale di maggioranza, cosa ha fatto negli ultimi anni per il problema dei cinghiali, quando i sindaci e il Parco Colli protestavano su questo, e le organizzazioni ha fatto il progetto di legge, bene, non si poteva, se quello era se quello era la soluzione della politica, bene, vediamo. Abbiamo cercato di fare un disegno di legge ancora, ed è diventata legge una norma proprio sui colli, fatta, io ero consigliere, io e Peraro, specifica, è un segnale che abbiamo dato, ma vi assicuro che ogni volta che si dice di fare caccia, selezione, contenimento, si alza la platea anche all'interno del Consiglio regionale e si fa un'opinione pubblica contraria, compreso quello che mandano i messaggini qua, perché li toccate, poverini, poveracci, così, e alla fine poi siamo qua e ci piangiamo addosso. La colpa non possiamo sempre dire, perché il politico poi di fronte all'opinione pubblica, tutti non vogliono diventare impopolare, siccome l'opinione pubblica è fatta di informazioni sbagliate, allora dobbiamo fare corretta informazione, dobbiamo dire, cari signori, il problema è stato creato, dobbiamo usare soldi pubblici per risolverlo, ma l'ha creato anche una cultura ambientalista sbagliata, perché io vengo da un territorio montano e l'ambiente ci ho lavorato, vengo da una famiglia contadina, non so cos'è l'ambiente, ci ho vissuto con la stalla, in mezzo agli animali, quindi ho vissuto l'ambiente, ma vi assicuro l'ambiente non si fa il quarto piano di una città dentro il televisore così in maniera virtuale pensando che da lì io riesco a dare gli ordini su tutto il resto del territorio, non funziona così, bisogna, quindi purtroppo oggi c'è un'impostazione sbagliata, demagogica, che porta a queste conseguenze, prendiamone atto per non ripetere questi errori. Quest'anno finalmente abbiamo cercato di provocare il problema dicendo che una norma, cancelliamo il patto, di fatto è stata provocatoria, ma allora ci si accorge che c'è il problema cinghiali, allora mettiamo i soldi, non è giusto neanche questo, che bisogna di fronte a una provocazione si risponda e allora si trovano anche i soldi, ma i soldi non si dovrebbero neanche spendere soldi per queste cose qua, il problema nemmeno dovrebbe esistere, dovrebbe essere stato risolto per telefono, ma quando si voleva risolvere c'era qualche associazione, qualche movimento che proibiva la caccia cinghiale, c'è una normativa quadro nazionale che dice è vietata la caccia nei parchi, la selezione se la fai con 2 guardie e 2 cacciatori, cosa vuoi selezionare? Dai, siamo ridicoli. Professor Casel, c'è anche chi dice che i cinghiali fanno comodo perché sono una scusa anche per chiedere dei fondi extra alla regione, ad esempio, da parte del Parco Colli, ad esempio. Ma può essere, ma io dico che se mettessimo a disposizione 2 milioni di euro per abbattere i cinghiali non basterebbero. Se ne mettiamo 4 milioni non basterebbero. Per quale motivo? Perché certe cose un'istituzione non è in grado di affrontarle. L'abbattimento di cinghiali è una cosa talmente complessa che non si può creare una struttura che riesce a risolvere questo problema. Allora lasciamo che ogni contadino sistemi il proprio campo. Lo lasciamo libero di liberarsi dai cinghiali e vedrete che il 50% abbiamo già risolto il problema. Poi aumentiamo la capacità dell'ente parco per poter controllare quello che fanno i contadini e i cacciatori, no? Che mettano delle regole precise, che ogni abbattimento venga segnalato, che eventualmente ci sia un rapporto di collaborazione tra regione e gli abitanti dei Colli Euganei. Io credo che come sono spariti in precedenza i cinghiali, perché all'epoca chissà quanti centinaia di anni fa i cinghiali probabilmente c'erano e c'erano anche i lupi, la gente si arrangia, è in grado di farlo. Cosa dice Calegaro? Lei è d'accordo? Sentiamo il sindaco cosa dice. Io sottoscrivo quanto affermato dal professor Casel immediatamente, se c'è qualcosa da firmare lo firmo subito, ma il problema non è dei Colli Euganei o della Regione Veneto, il problema arriva dalle leggi nazionali. Ecco, vedi la ragione. Il problema vedi la ragione. L'impostazione della legge 157, che è la legge sulla caccia, che vieta la caccia nei parchi, e la 394 che poi disciplina
qual è l'unica attività che puoi fare all'interno del parco? Se l'unica caccia quella selettiva non vinciamo la battaglia, abbiamo persa, bisogna fare come... Allora, per quello abbiamo detto provocatoriamente, togliamo il parco e almeno così si può cacciare, eliminiamo il problema. Se non c'è, o cambiamo la legge nazionale o togliamo il parco, perché se lasciamo il parco non si risolve il problema. Però ecco, abbiamo sentito anche prima che la caccia comunque non risolve il problema del... Dati ISPRA, e questi non sono certo il sindachetto di Arquà che dice queste cose, ma è l'ISPRA che le afferma, le zone controllate dai cacciatori, le riserve controllate dai cacciatori, i numeri non diminuiscono, restano costanti. Addirittura il presidente dei parchi, di Federparchi, 20 giorni fa, che è stato qui nei Colli, lui ha detto: se pensate di risolvere il problema con la caccia alle zone contigue state perdendo tempo. Allora facciamo niente, lasciamo tutto no. Cosa vuol dire? Lui è il presidente dei parchi d'Italia, che vive con i soldi dei parchi, anche uno, ma è chiaro che parla, lasciamo stare tutto, facciamo finta che il problema non esista. Lui ha portato l'esempio, c'è un altro aspetto. Lui ha portato l'esempio dell'isola d'Elba, 13.000 ettari sono a parco, 13.000 sono senza parco. Loro abbattono nel parco 1.200 capi, nella zona fuori dal parco ne abbattono 400. I cacciatori, se abbattono troppo, si fermano. Il cacciatore, se trova la femmina gravida, non la abbatte. Il cacciatore, se trova il cucciolo di cinghiale, non la abbatte. Ma con questo non voglio accusare i cacciatori, è legittimo da parte loro. Era questo il punto interrogativo, no, che volevo porre. Forse c'è anche l'interesse del cacciatore a mantenere il territorio. Sì, ma il contadino non ha questo interesse, li ammazza tutti. Per quello l'appoggio. Antonini, armiamo gli agricoltori se vogliamo armare gli agricoltori li armiamo, ma non è quello il punto, perché poi alla fine, è già stato detto, no? C'è la norma nazionale che ce lo vieta. Quindi se vogliamo fare gli discorsi li facciamo, però se vogliamo risolvere il problema probabilmente ci sono altre politiche per risolvere i problemi. Innanzitutto la parte offesa, oggi sul parco gran parte di questi sono gli agricoltori che sul parco vivono, sono 700 aziende su 18.000 ettari che vivono di agricoltura e che oggi hanno grossi problemi per fare agricoltura. Abbiamo visto che se mancano gli agricoltori probabilmente anche il problema del parco è un grosso problema, perché poi abbiamo anche terreno non coltivato e abbiamo anche altri problemi ambientali sulla questione. Quindi voglio dire, oggi la priorità è di mantenere gli agricoltori all'interno di un'area protetta che ha un grosso problema. Oggi ci sono i cinghiali, che va tra l'altro diviso il problema del parco col problema dei cinghiali, quindi per questo motivo io penso che sia importante. Prego? Mica vero, si sta contraddicendo, perché hai detto che prima per colpa della norma nazionale non possiamo fare la caccia all'interno, quindi non si risolve il problema. Ma questa norma nazionale dice ma tu che sei consigliere regionale sei stato in grado di cambiare la norma nazionale, tu che sei tanto... stiamo cambiando, io ti sto dicendo, abbiamo fatto una legge regionale, ti sto dicendo, l'hai cambiata? No, e cosa hai dato tu di risposta agli agricoltori? Ho fatto una legge, che legge hai fatto? Abbiamo fatto una legge quest'anno che dà la possibilità ai sindaci di ridurre il territorio del parco e quindi permettere di cacciare e quello è il siete contrari. Certo che siamo contrari, perché il problema non è il parco, il problema non è il parco, il problema è i cinghiali che tu non sei stato in grado di risolvere. Il problema non è il parco, il problema sono i cinghiali che tu non sei stato in grado di risolvere. Ma cosa stai dicendo? Tu hai detto, la logica è questa, lui dice, c'è una legge, siccome c'è il parco e c'è una legge nazionale dove non puoi cacciare, non si può toccare, è il problema nazionale, legge nazionale, quindi il problema si risolve in un altro modo. Qual è l'altro modo? Poi il parco posso cacciare, no? Mi pare deduzione logica, ma secondo lui non è così. Ma perché il problema del parco è un valore aggiunto per gli agricoltori, hai capito o no? Hai capito o no? Hai capito o no? Certo che lo voglio spiegare, anzi sono loro che me lo spiegano, sono loro che me lo spiegano. Sicuramente il marchio del Parco Colli è
chiaramente un valore aggiunto. Però poi non vengono qua a lamentarsi, la regione devi risolvere il problema, ma se c'è una norma che nel parco non mi permette di risolverlo. Ma la gestione del parco di chi è? Ma la gestione del parco di chi è? Ma di chi è la gestione del parco? Non è un problema della regione, non è una questione della regione. Dovete chiedere lo Stato quando vi fa comodo. Ma chi chiede lo Stato? Ma cosa vi chiediamo noi? Noi non chiediamo niente. Noi non chiediamo risarcimenti. Noi chiediamo di lavorare tranquillamente, di fare agricoltura all'interno di un'area protetta che è la questione del parco. Questo è quello che mantenere il parco, poter cambiare la normativa nazionale sul parco. Cambiala te, no? Dovete siete rappresentanti nazionali. Cambialo te, no? Tra quei diretti vostra sua cambialo te che sei tanto bravo. Io non sono in grado, io cambio quella regionale e quella regionale no, tu devi gestire il parco e non sei stato in grado di gestirlo. Tu devi gestire il parco e non sei stato in grado di gestirlo. Ma siamo in grado di gestirlo, certo. Assumo 100 guardie per fare la saccheggia selezione, le paghi te, mandi te le tasse ai tuoi cittadini per pagare 100 guardie per 10.000 cinghiali. Ma guarda che il parco, guarda che il parco, io non capisco niente. Certo non capisco niente. Se io non capisco niente, ma quali due guardie? Ma quali due guardie? Dipendenti pubblici, tanto quanti ce ne vogliono? Valdegamberi, quante persone ci vogliono? Ma cosa vuoi? Per 10.000, cosa fare il conto per 10.000 capi? Non so, lo chiedo agli esperti, ma se dopo 10 persone non è sicuro si risolve il problema. No, ma stiamo ridicoli, siamo. Il territorio deve essere marcato dagli abitanti, deve essere gestito dagli abitanti, è inutile mandare. Poi se vogliamo mandare anche qualche cacciatore che magari paga 50 euro per abbattimento, siamo anche contenti, così facciamo soldi, ma che la regione tiri fuori soldi per non combinare niente, perché questi si moltiplicano, il prossimo anno non saranno 8.000, saranno 12.000. Perché se fanno 2 cucciolate all'anno di 7 figli ogni volta, no? Di 7 animaletti, no? Sono 14 e sono 2, cioè una femmina fa 14 cinghiali. Io non so, il prossimo anno saranno perlomeno 15. Sumeremo 300 persone. Allora ricordiamo, fino ad oggi, nel 2017, quindi gennaio e febbraio, sono stati, l'ente parco scrive rimossi, comunque sono stati soppressi, 22 maschi e 24 femmine di cinghiale, quindi sono 46 in tutto dall'inizio dell'anno. Nello stesso periodo dell'anno scorso, nello stesso periodo, i primi 2 mesi dell'anno, sono stati abbattuti 21 maschi e 15 femmine, quindi erano 36. Nel 2016 in totale sono stati rimossi 600 maschi e 521 femmine più 2 indeterminati. Così c'è scritto nel rapporto del Parco Colli. Questi 2 indeterminati saranno delle forme di... Allora, Callegaro, ecco, chiediamo una cosa. Quante persone devono, per andare a fare la selezione, la caccia selettiva, in quanti escono? Guardi, io sono convinto di una cosa, al contrario di quello che dice il consigliere Valdegamberi, che però capisco, chiedere i soldi ai cittadini normali che col parco non hanno niente a che fare può dare fastidio. Non è un problema dei Colliugani, ripeto, è un problema di tutta Italia, purtroppo. Sì. Sta sfuggendo di mano anche al legislatore a livello nazionale. Io sono convinto che le 10 persone in maniera costante, porto un esempio, quando ho fatto il presidente del parco io, sono partito a settembre con l'attività perché un paio di mesi per ripartire e riattivare tutti i chiosini, ho fatto fino a dicembre e abbiamo ammazzato circa in 3 mesi, poco più, abbiamo fatto 600 capi. Non sono partito il 1° di gennaio poi con l'attività, ho dovuto aspettare marzo perché il personale del parco, che è l'unico autorizzato ad operare all'interno del parco, ho dovuto aspettare che la regione li assumesse 3 mesi, sono stati persi 3 mesi. La regione deve essere costante in questi 2 anni e io, più che fare un censimento dei capi, io farei un censimento dei danni.
censiamo i danni, se i danni diminuiscono vuol dire che stiamo funzionando con l'attività che facciamo. Più che fare un censimento dei capi che non lo so, e voglio ricordare che in tempi non sospetti, appena che il problema dei cinghiali era comparso, sono stati spesi 200.000 euro per fare il censimento. Al posto di intervenire con quei 200.000 euro, 250 addirittura, per andare subito a eradicare il problema, che forse erano pochi capi, no, si è preferito fare il censimento, vediamo quanti capi sono e poi perché da lì... Qualcuno diceva che non si possono toccare, mi ricordo quel dibattito lì, qualcuno diceva, perché adesso dobbiamo dire la verità come stanno i fatti, quando si è detto andiamo a ridurre i cinghiali, no, prima va fatto un censimento, dobbiamo sapere quanti sono, sì, ambientalisti, poi interveniamo, quindi prendiamo 200.000 euro per fare il censimento. Cioè questa è la cultura che abbiamo noi. Intanto il pantalone paga, adesso paghiamo. Quanto ti costano questi cinghiali alla fine? Allo Stato, alla collettività? Perché bisogna addebitarli a quelli che allora, quando si diceva spendiamo 200.000 euro per abbatterli, che hanno voluto invece no, per fare il censimento. Questa è la pratica. Un'altra azione forte che io propongo, che avevo chiesto aiuto al prefetto, però in maniera invana, nel senso che il prefetto non mi ha risposto in questo. Ci sono dei luoghi idonei all'interno del parco dove con l'autorizzazione del prefetto, con l'ausilio delle forze dell'ordine, apponendo, i sindaci devono intervenire inibendo l'aria. Faccio un esempio: martedì dalle 6 del mattino all'1 non si può entrare in quella determinata area. Con le forze dell'ordine si mandano dentro i cacciatori e si fa la mini girata con i cani. Quelle sono azioni che vanno fatte, ci sono le zone idonee per farlo e lì andremo sensibilmente ad abbassare il numero dei capi presenti, perché vai a prenderli dove durante il giorno loro si rifugiano. Sarebbe un'azione, secondo me, da fare, l'ho consigliata anche al commissario Specchio e la prenderà in considerazione, penso a breve, anche questa soluzione. Ecco, l'ausilio dei cacciatori è fondamentale, perché i cacciatori, ripeto, non costano niente. Infatti quello che volevo chiedere era l'abbattimento di un cinghiale, cosa costa alla fine? Un altro dei problemi grossi che abbiamo dovuto risolvere è il protocollo sanitario, perché nel momento in cui si prende il capo, deve essere caricato nel camion, va eviscerato, deve essere caricato nel camion frigo, va portato al macello entro una determinata ora. Il macello di Solesino? Era quello di Agna, si stava aprendo anche quella di Solesino e stavamo aprendo anche una gestione con una cooperativa emiliana, che loro sono un po' più avanti rispetto a noi, che fanno tutti i derivati, gli insaccati dei cinghiali per poi rimetterli nel territorio. Quindi va portato entro una determinata ora al macello, lì subentra il veterinario che fa l'analisi del capo per poi dare l'ok alla macellazione. Un altro problema sanitario che la legislazione italiana dovrebbe affrontare è che la fauna selvatica non può essere trattata come carne di allevamento, quindi anche lì sono procedure completamente diverse e sono tutte cose che vanno a influire poi sui costi finali, che vanno a aumentare. La carne del cinghiale, non lo dico io, lo dice qualche esperto più prestigioso di me, che la carne del cinghiale è una carne sicura, non è una carne pericolosa. Qualche anno fa abbiamo avuto anche qualche problema, qualche coltivatore esasperato ha iniziato a avvelenare i capi. Lì subentra un altro problema, perché se mettiamo che c'è anche... Guardi, c'è il messaggio di un telespettatore: basta che la regione delibera, poi ci pensiamo noi agricoltori a integrare nella terra nutrienti, cinghiali e tutti gli animali selvatici che causano i danni. Non vi preoccupate, dal tempo un mese risolviamo il problema, basta che ci autorizzate. Sì, telepatico. Queste istituzioni non sono organizzate nel dettaglio, perché è una macchina troppo complicata, è troppo burocratica, diventa tutto burocrazia, devono essere contate. Allora lasciamo che organizziamo la raccolta del cinghiale, cioè mi chiami, io vengo a prenderlo, stabiliamo le date della caccia, ma da parte dei contadini, ripeto, i cacciatori vogliono andare a caccia, pagano, come si fa in Toscana, diventa una risorsa. Il prodotto cinghiale diventa un prodotto dei Colli Euganei e diventa un prodotto vendibile, come si fa, non so, a Montepulciano c'è la carne di cinghiale buonissima, bellissima, si mangia volentieri
e diventa una risorsa. Ma se io metto in piedi un meccanismo regionale per andare a ammazzare ogni singolo cinghiale, ci costa €1 milione e non abbiamo Antonini, risolto lei sarebbe niente. d'accordo sul mettere anche un marchio e quindi di lanciare un'ipotesi di uno sfruttamento? Noi siamo d'accordo non solo sul marchio dei cinghiali, ma un marchio dei Colli Ugani. Ricordo che sui Colli Ugani abbiamo 700 aziende, vivono di agricoltura, hanno la necessità oggi di valorizzare il prodotto che loro producono e il parco dei Colli Ugani, caro consigliere, è un valore aggiunto per i nostri agricoltori e quindi per questo motivo noi chiediamo, bene, no, ma perché mi sembrava che non sono convinto di questo, ma non sembrava puoi aumentare poi di fare danni, però. mi sembrava che tu dicessi un'altra No. cosa. Detto ciò, per questo motivo io penso che avere un marchio all'interno dei Colli Ugani sia un valore aggiunto, compreso anche il marchio dei eventualmente il cinghiale, visto che ce ne sono troppi e che vanno limitati nel numero. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, ma torniamo subito, tra poco.